noi svolgiamo appunto come delega della Regione alcune funzioni specifiche anche per l'amministrazione provinciale, in particolare sulla gestione degli ungulati. In questa mattinata presenteremo quello che è il report della stagione venatoria scorsa, andando ad analizzare i dati di abbattimento e raffrontandoli alle consistenze e ai prelievi, ai piani di prelievo assegnati, facendo anche una disamina di una serie storica di dati in modo da confrontare il tutto con il passato ed evidenziare quelle che sono le tendenze in atto rispetto alle popolazioni e rispetto alla gestione faunistico-venatoria. La gestione faunistico-venatoria, in particolare quella degli ungulati, ha un suo percorso annuale ciclico che inizia con i censimenti delle popolazioni, i monitoraggi tipicamente in periodo primaverile sul primo verde, e poi si sviluppa con il calcolo delle stime di popolazione e l'assegnazione dei piani di prelievo. Poi si svolge l'attività venatoria durante la stagione secondo i periodi stabiliti dal calendario venatorio, e da ultimo la valutazione dei trofei, quest'anno organizzata in collaborazione con i distretti venatori della provincia di Belluno, porta ad avere la rendicontazione dei dati della stagione stessa. In questo modo si conclude questo percorso annuale ciclico che oggi presentiamo appunto nella sua rendicontazione dei dati. Dal punto di vista dei dati abbiamo delle consistenze di ungulati stimate di circa 34.000 ungulati, con un piano di prelievo che si aggira sui 6.900 capi e una realizzazione dello stesso di circa 5.200 capi, un 76% del piano complessivo di tutte le specie di ungulati. A questo vanno aggiunti un migliaio di cinghiali che sono prelevati non in attività di caccia ma in attività di controllo faunistico, e quindi arriviamo a un totale di più di 6.300 animali prelevati. La consistenza dei prelievi è naturalmente subordinata alle consistenze e ha una percentuale di prelievo che dipende da specie a specie. Le specie che più manifestano un aumento negli ultimi anni in provincia di Belluno sono il cervo in particolare e il cinghiale. Il cinghiale però, come detto, è sottoposto a controllo, mentre invece la gestione venatoria del cervo è fatta attraverso l'applicazione delle linee guida ISPRA sugli ungulati selvatici. In particolare per quanto riguarda poi il camoscio, il muflone, il capriolo, le altre specie, anche queste sono gestite secondo un sistema di caccia di selezione, cioè ogni capo prelevato viene prelevato secondo una precisa classe di sesso e di età, secondo quelle che sono le linee guida appunto emanate dall'Istituto Tecnico del Ministero. Oggi abbiamo presentato il report degli abbattimenti degli ungulati nella stagione venatoria 21-22. Più corretto sarebbe chiamarlo il raccolto. Gli inglesi chiamano la selvaggina harvest, cioè raccolto. Perché raccolto? Perché è quello che attraverso tutta una serie di operazioni il territorio fa per giungere a questo obiettivo, che è appunto il raccolto di questi animali a fine della stagione. Questo è estremamente importante perché la selvaggina fa parte dell'ambiente naturale e seminaturale della provincia di Belluno, col quale questi animali devono commisurarsi ed entrare in equilibrio. I nostri piani sono dimensionati sulla base anche dei danni che questi provocano alle culture agricole, dei danni che questi provocano alla rinnovazione forestale, e quindi il nostro piano deve accompagnare in maniera assolutamente equilibrata questo nostro territorio che è così fragile, che è così importante, che è così bello, ma che deve essere assolutamente così mantenuto. Ecco. Quindi dal punto di vista amministrativo noi produciamo inizialmente questi provvedimenti che hanno il compito principale appunto di fare in maniera tale che la presenza della fauna selvatica sul nostro territorio sia assolutamente una ricchezza, perché abbiamo parlato prima di numeri importanti per quanto riguarda questi prelevi, ma che questo patrimonio non vada a detrimento di altri valori che abbiamo sul territorio, ad esempio l'agricoltura o ad esempio la foresta. E volevo ricordare che la provincia di Belluno è una delle 4 province in Italia, delle sole 4 province in Italia, che ha una delega precisa per quanto riguarda la gestione faunistica.
sto parlando di Bolzano, di Trento, che sono due province autonome, di Sondrio e appunto di Belluno. Ecco, sulla base di questa delega che queste province hanno ottenuto dai vari organi sovraordinati, possiamo dire che la provincia di Belluno, attraverso questi provvedimenti amministrativi e la capacità anche del mondo venatorio di espletare questa funzione che è stata demandata, ha raggiunto dei buoni risultati, migliorabili assolutamente, perché tutto si può migliorare, ma attraverso appunto questi abbattimenti siamo riusciti a contenere delle specie in grande espansione, come ad esempio il cervo. Su questo c'è ancora un approfondimento da fare attraverso magari il miglioramento dei periodi. Stiamo studiando se era il caso di intensificare l'attività in determinati periodi che vanno a salvaguardare appunto le produzioni agricole. E una cosa che mi preme sottolineare è il grande sforzo che stanno facendo gli operatori muniti di licenza di porto di fucile, che sono appunto i controllori, in pratica i cacciatori autorizzati e formati, che hanno abbattuto l'anno scorso oltre 1000 esemplari di cinghiale. Questo è un grande obiettivo raggiunto, perché il cinghiale sta producendo dei gravissimi danni all'agricoltura, e non solo all'agricoltura, anche ai prati e a delle situazioni ambientali fragilissime, come appunto le praterie alpine, che sarebbero soggette a degrado a seguito dell'intervento che sta facendo il cinghiale su quelle superfici. E quindi questo forte abbattimento sta veramente limitando i danni, si sta comprimendo molto. Ecco, su questo la nostra intenzione è intensificare questo sforzo attraverso la formazione e l'autorizzazione di nuovi operatori, perché l'obiettivo della provincia di Belluno è l'eradicazione del cinghiale dal nostro territorio. Per quanto riguarda invece gli altri ungulati, possiamo dire che appunto c'è bisogno di contenere ulteriormente il cervo, perché gli agricoltori così ci dicono. Il capriolo sembra aver raggiunto una certa stabilità, se non addirittura in qualche caso dei decrementi, probabilmente anche per la sopraggiunta presenza di qualche predatore naturale. Il camoscio sta finendo di posso dire quasi immunizzarsi attraverso la passata della rogna sarcoptica, che ha fortemente decimato le popolazioni, però dove abbiamo fatto questa buona gestione di chiusura della caccia al camoscio, i riproduttori che sono sopravvenuti hanno creato delle popolazioni stabili, per cui sono già oggetti di prelievo. Quindi complessivamente direi che la situazione degli ungulati in provincia di Belluno può dirsi assolutamente buona.